È piegato, attenti. Carletto, aspetta, devo togliermi lo zaino. Grazie. Wow. Porca vacca. Amici, buongiorno. È stato pietoso perché fa un caldo terribile. Siamo in esplorazione di questa fabbrica abbandonata. Siamo appena entrati, quindi non so ancora se ci sarà qualcosa o no, però ci sono già dei bellissimi spot per fare delle belle foto. Col caldo che fa qua dentro è una cosa da morire. Scusa, ho buttato l'occhio adesso, pericolo amianto. E noi non abbiamo neanche una mascherina. Perfetto. Bene, ok, dai, andiamo a vedere cosa c'è. Questi fabbricati erano occupati da delle officine elettromeccaniche di cui per ovvi motivi non farò il nome. Cercherò infatti di raccontare la storia senza rendere pubblici nomi e luoghi. Lo stabilimento era composto dalla divisione meccanica, le cui opere si trovano in tutto il mondo, e dalla divisione elettromeccanica, adibita alla costruzione di apparecchiature elettriche per media, alta e altissima tensione. La storia di questa fabbrica inizia nel lontano 1902, quando un amministratore di una famiglia molto benestante diventa, per lascito testamentario del conte di cui amministrava i beni, proprietario di un'officina. Nel 1905 egli trasforma la vecchia officina in uno stabilimento industriale di costruzioni meccaniche, fondando una ditta che porta il suo nome. Sono i San Pietrini per terra. Non ho Cacchio di fabbrica, mai visto una fabbrica con i San che roba. Pietrini. Nel 1912 lo Stato italiano, impegnato nella guerra in Libia, ritarda troppo i pagamenti alla ditta. I dipendenti non ricevono il salario e si fa avanti la minaccia del fallimento. Il proprietario non regge e sceglie la via del suicidio. L'anno successivo, un possidente della zona diventa mecenate della ricostruzione industriale e presidente della nuova azienda. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, durante la quale era diventata per necessità un centro di produzione di proiettili, l'azienda si trova nuovamente in uno stato precario, ma nel 1931 essa viene incorporata ad un'altra officina controllata dalla SADE. Barba, Sì, no, lo stato pietoso, sto veramente grondando di perché là. c'è un caldo assurdo e qua dentro di più. Non c'è niente, però a me piacciono questi posti È industriale. industriali, sì. Però adesso andremo a cercare la parte degli uffici perché in teoria dovrebbe essere rimasto poco, ma qualcosa dovrebbe esserci. È in alto. Mm, Sono ancora i cartelli. eh sì, anche tutto sopra qua no? Sì, c'erano i lotti. Fai un po' di luce. Guarda le vetrate ancora. Ah, sì. Vedi, illumina qua, Nico. Vedi che era un'infermeria. Ma cos'era questa? Infermeria. Ah, infermeria. Ma qua si poteva andare su volendo. Si è distrutta. Lì sopra là. Ah, la scala. Hai visto come
Com'è messa? Porca loca. Cosa c'è lì? Devi Vieni vedere. qua. Cristo Dio, senti che ben che sei stato. Macchinari sono. C'è la macchina qua, macchinario. Senti che ben che sono sta qua dentro io. Stai? Analizzatore di spettro. Pareva una stampante 3D. C'è di carretto. Guarda, Spectro Ciros. Nel periodo della Seconda Guerra Mondiale l'azienda inizia nuovamente a produrre per la guerra e quindi viene inizialmente protetta, ma nel 1944 lo stabilimento e l'intero paese che lo ospita, troppo importanti e strategici, vengono ripetutamente bombardati con esiti disastrosi. Nel dopoguerra l'azienda decide di non mollare e di riprendere il settore di produzione relativo ad apparecchi elettrici per media e alta tensione, creando all'interno di questo stabilimento due divisioni produttive, elettromeccanica e meccanica carpenteria. Un fax. del 2005. Vedi il numero che ha preso dopo. Perché sono anch'io. Via Granza. Siamo sotto il numero, vabbè. Sì. Sì, 2005. è pieno di carte qua, ancora comunque. Parla piano. Altro che tu, Luigi mio. Quanto? 1.300.000? Porca puttana. Sì, beh, guarda che 12.000 euro per una attività. Sì. Nulla abbiamo più da voi a pretendere. Sarà già il creditore. Di qualcosa avevano anche pagato. Ci sono gli armadietti là. Olè, ci sono gli armadietti. Ci sono? Gli armadietti. Controlla Nicolò per piacere che non si ammazza. Se ti fai male le prendi, Nico, è tutto arrugginito, scendi giù. Nel 1962 il Parlamento italiano legifera la nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'Enel, ente gestore costituito allo scopo, sostituisce le varie imprese private, tra cui la SADE, che insieme allo stabilimento della nostra esplorazione vengono incorporate dalla Montedison. Il numero complessivo di dipendenti assunti dall'azienda in questo momento arriva all'apice storico, 1150 operai. Nel 1982 inizia una fase discendente, con forte calo produttivo e conseguente cassa integrazione per i dipendenti che viene applicata a rotazione. Nello stesso anno l'azienda entra in amministrazione controllata. Dopo vari passaggi e acquisizioni arriviamo al 2006. Il colosso industriale tedesco Siemens, dopo aver acquistato l'azienda l'anno precedente, la mette in liquidazione, decretando di fatto la fine della storia di questa azienda. Ci stiamo respirando una merda qua dentro. Riusciamo a prendere un po' d'aria? Direi di sì. Vado? Stai già registrando? Siamo lì. Ok. Bene. Scusate. Allora, chiudiamo il video qui adesso perché siamo usciti stiamo dal fabbricato. Proviamo a vedere perché da fuori abbiamo visto che gli uffici che abbiamo visto prima dovrebbero avere un secondo piano, ma non so, è tutto murato, quindi non so se riusciamo a vederlo. Quindi chiudiamo adesso. E nel nostro stato pietoso non so chi è più sudato Più onto. e più onto. E basta, come al solito. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, abbonatevi, super grazie, Patreon, tutto quello che
volete per supportare, cioè guardate che devo sopportare, cioè vedete che devo sopportare, quindi aiutatemi a sopportare sti tre qua. Ecco. Alla prossima. Ciao. Boia. Vedi che ne valsa la pena. What's up, man? È roba vecchia, ha preso anche fuoco. Ha preso fuoco, sì, il tiratore ha preso fuoco. Scado 2028. Qua c'è avuto qualcuno che mi anche fuori, quindi scappamento del C2. Sì. Può essere te o questo? Oh, che dormisse qua. Buona, vieni qua avanti. Poi vieni qua. Guarda. Si apre. Pazzesco, guarda, cinque qua. Hai fumato, sì? Hanno fumato un pochettino. Sappiamo. Oh, credo che lavorava bene, guarda cosa che era. Guarda dentro i cassetti. Questi lavoratori felici. Vabbè, guarda. Passi lunghi ben distesi. Però c'è venuta su gente. Perché vedi tutte queste impronte. Hai la pila? Cazzella. Pentole. Ci dorme. Porca puttana.